Dissesto idrogeologico e gestione delle emergenze, il bilancio idrico regionale e i soggetti interessati. E questo è il titolo del seminario che ha inaugurato stasera a Nuoro la quinta edizione del MUN, il Maggio Universitario Nuorese. Una manifestazione promossa dall'AUS, l'Associazione Universitaria degli Studenti Forestali di Nuoro, in collaborazione con il Consorzio Universitario e l'Ateneo di Sassari. Un evento che si pone l'obiettivo di animare il dibattito culturale del nuorese, proponendo una serie di appuntamenti che abbiano come tema conduttore l'ambiente, le sue potenzialità in termini economici, la sua importanza come strumento di sviluppo sostenibile. Ma il Maggio Universitario Nuorese ha anche lo scopo di mostrare, al di fuori delle mura dell'università, quali siano le attività delle facoltà presenti e in particolare di scienze ambientali e forestali. Per un mese gli studenti dell'AUS hanno messo a punto un ricco palinsesto di iniziative che ha preso il via proprio stasera nell'auditorium della Biblioteca Assata. Al simposio sul dissesto idrogeologico è intervenuto Giorgio Cicalò, commissario straordinario per l'alluvione che ha gestito l'emergenza causata dal ciclone Cleopatra. I lavori sono stati coordinati dal professor Pietro Luciano, preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari. Al simposio sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni, del consorzio universitario, gli studenti universitari. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì mattina a Nuoro presso la sala conferenze della Camera di Commercio. Il filo conduttore dell'incontro sarà il tema Strategie ed azioni di tutela e valorizzazione della natura della Sardegna.